L'eredità di Adriano, i capolavori di un imperatore visionario. Non fu solo imperatore, Adriano fu architetto, viaggiatore e sognatore. In un'epoca in cui Roma governava il mondo, Adriano scelse di governare con l'arte e la bellezza. Il Pantheon. Lo conosci? Quello che vediamo oggi, perfetto, armonico, eterno, è opera sua. Fu Adriano a ricostruirlo dopo l'incendio. Una cupola che ancora oggi è la più grande mai realizzata in calcestruzzo non armato. Un miracolo di ingegneria. Bimba Adriana. A Tivoli volle costruirsi un mondo ideale, una città nella città, dove Grecia, Egitto e Roma si fondessero in uno spazio unico. Padiglioni, teatri, portici, laghi, biblioteche. Un sogno in pietra. Castel Sant'Angelo. Nato come suo mausoleo, un monumento solenne, imponente. Con il tempo divenne fortezza, carcere, rifugio papale. Ma le fondamenta sono ancora quelle di Adriano. La sua eredità non si misura in conquiste militari, ma in pietre che raccontano visione, cultura e l'idea di un impero che unisce, non che divide. Adriano non ha solo lasciato monumenti, ha lasciato idee scolpite nella storia. Adriano, l'imperatore che costruì l'eternità, iscriviti per altri viaggi nella Roma antica.